Turno numero 18 nel girone A di promozione. La Superba di Mister Pisani ospita sul proprio terreno di casa la Sampierdarenese, guidata da Roberto Pittaluga. Diverse esigenze per le due squadre. I padroni di casa vogliono uscire dalla zona play-out, al contrario i bianco-rossoneri cercano di inserirsi nella griglia play-off del torneo. Primi due squilli in favore della Sampierdarenese in ripartenza, prima con Floriano Ferrante e poi con Argeri, innescato dall'appoggio in verticale dello stesso numero 9. La risposta della Superba giunge al nono minuto. Sul tiro di Malinconico una deviazione tira in ballo Peirotti a cui viene annullato il gol per fuorigioco. Riguardando con le nostre immagini la decisione sembra essere quella corretta dato che Galluccio va in opposizione a fare muro e non si tratta quindi di una giocata deliberata che possa rimettere in gioco Peirotti. La Sampierdarenese passa in vantaggio dopo 15 minuti con un'azione davvero molto bella ed avvolgente. In 4 passaggi si arriva in area di rigore, dove aspetta il pallone ben posizionato Ferrante, abile a spingere in rete di prima intenzione il suggerimento di Argeri. Si sblocca quindi il punteggio al Ceravolo, col vice capocannoniere del torneo che sale così a quota 13 centri stagionali. Ancora ospiti in avanti al 31esimo con Ferrante e Chiarabini che impegnano la difesa della Superba. Gli uomini di Pisani danno però l'ultimo impulso alla prima frazione, con il tiro cross di Malinconico dalla linea di fondo che chiama in causa Bulgarelli. Primo tempo che allora si chiude sul risultato di 1-0 in favore della Sampierdarenese. Ripresa che viene accesa subito al 50esimo dal secondo gol di giornata annullato a Peirotti per fuorigioco. Anche in questo caso i nostri replay sembrano pescare l'attaccante oltre tutti i difensori avversari sul tocco di Badamassi. Bel tiro di Dario Cadenasso al minuto 56, ottima però anche la parata impresa sicura di Bertulessi. La Sampierdarenese trova spazi e va sul +2 poco oltre la metà del secondo tempo. Il subentrato Biagini si invola verso la porta, evita Bertulessi in uscita e appoggia in mezzo dove è pronto a segnare di testa Cristian Durante. Il doppio svantaggio sveglia la Superba, che si scuote e dà vita a un grande finale di partita. A 3 minuti dalla fine Fossa accorcia le distanze, dopo il tiro dal limite dell'area di Malinconico e la respinta corta di Bulgarelli. Il finale è pieno di occasioni da una parte e dall'altra. Argeri scappa in solitudine verso la porta ma calcia fuori all'88esimo. La punizione di Vio per la Superba crea scompiglio nell'area di rigore ospite. Ha il pallone del match point al quinto di recupero ancora Durante, che però non inquadra lo specchio. Finisce così, con questo 2-1 la Sampierdarenese supera la Superba ed espugna il Ceravolo, salendo al quinto posto in classifica con 34 punti.